Svolta storica per il Cagliari. Un gruppo americano acquista il 40% del club. Alla guida c'è un sardo, Maurizio Fiori. L'obiettivo è chiaro: costruire il nuovo stadio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se questa svolta per il Cagliari non te l'aspettavi, lascia subito un like e iscriviti. È ufficiale, il fondo USA Praxis Capital Management entra nel capitale del Cagliari Calcio. A capo del gruppo c'è Maurizio Fiori, manager originario del Sulcis, che affiancherà il presidente Tommaso Giullini. Giullini manterrà comunque il controllo e la guida operativa del club. Fiori ha dichiarato di essere cresciuto andando allo stadio col nonno, un legame di cuore, non solo business. Ma qual è il vero scopo di questo investimento milionario? L'ingresso dei soci americani serve a una cosa fondamentale: dare la spinta decisiva per la costruzione del nuovo stadio Gigi Riva e rafforzare il brand Cagliari a livello globale. L'accordo è firmato, ora si attendono solo le approvazioni formali. Una nuova era si apre per i tifosi rossoblù e per tutta la Sardegna. Questa mossa americana cambierà davvero il futuro del Cagliari, secondo te? Fammi sapere. E intanto metti un like e iscriviti. Grazie per aver seguito questa notizia storica per il nostro Cagliari. Un saluto e ci vediamo alla prossima notizia dell'Isola in Forma.